Disagi, code, carenza di barelle e servizi igienici non sempre efficienti e quindi le inevitabili imprecazioni e proteste di chi è costretto ad aspettare il turno. Vita quotidiana al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che è finito sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità. È scattata così l'ispezione anche se il controllo sembra rientrare da quello che trapela nell'ambito di una più vasta operazione che riguarderà tutte le strutture dell'isola. Riflettori puntati in particolare sul reparto di emergenza, dove i carabinieri arrivati in Borghese hanno accertato le condizioni in cui versa questa fetta di struttura, che è quella di approdo, gettando lo sguardo sulla sala di attesa, sui corridoi, consultando il triage, esaminando i tempi di accesso, controlli estesi anche sul fronte della sicurezza, dei macchinari, dell'igiene, sul personale sanitario in servizio. Diverse sarebbero le criticità riscontrate durante il giro di ispezione all'interno della struttura di Contrada Consolida. Ad accompagnare i NAS il direttore Antonello Seminerio e il dirigente medico Calogero Bonfanti. L'esito del Billings si conoscerà tra qualche giorno.